Clima incandescente, certo non per le condizioni meteo, per il primo cittadino di Castelfranco nel mirino del coordinamento omosessuale di Treviso. Il sindaco leghista Stefano Marcon è tacciato di omofobia dopo le dichiarazioni sulle unioni civili che, ha detto ieri, celebrerà con il braccio listato al lutto. Oggi la rappresaglia. Nei suoi confronti si potrebbe prefigurare un reato in tema di tutela dell'onore e per la valenza offensiva dell'espressione. Certamente per chi in un futuro si sposasse a Castelfranco ed il sindaco mettesse in atto quello che ha detto in un giorno così prezioso per una coppia che si ama, probabilmente la coppia potrà poi richiedere un risarcimento danni che spero il giudice poi riconoscerà. Avvocato Neri, lei si è sentita risentita dalle dichiarazioni del sindaco di Castelfranco? Beh, certamente sì, perché sono dichiarazioni, tra l'altro in un momento in cui l'Italia cresce e va avanti, assolutamente fuori luogo, soprattutto nel ruolo di sindaco. Il referendum abrogativo lanciato dal centrodestra contro le unioni civili per l'avvocato sarà un flop. Io su questo sono molto tranquilla perché penso che la cittadinanza sia molto più avanti della politica, l'ha sempre dimostrato e quindi non riusciranno neanche, per come la penso io, a raccogliere il numero di firme per indire il referendum.